Allora, buon pomeriggio, ciao ragazzi. Faccio una diretta veloce perché sto attivando il Google My Business di Local Lab, che è il nome del nostro nuovo progetto, diciamo, con Silvia, no? Quindi ho ben pensato di mostrarvi in diretta questa fase di attivazione del mio Google My Business e magari nel frattempo darvi anche qualche suggerimento in merito, qualche consiglio. Allora, partiamo da qui. Questa è la pagina appunto dove Google mi permette mi dà due strade, quindi o trovo l'attività che è già all'interno di Google, come vi ho già detto altre volte, spesso Google crea al posto vostro la scheda My Business raccogliendo i dati che trova in rete, no? Quindi il nome della vostra attività, l'indirizzo, il telefono, il sito, gli orari, eccetera, eccetera, li aggrega, crea questa scheda e poi anche le persone, i vostri clienti possono andare a aggiornare i dati, modificarli, suggerire appunto delle modifiche. In questo caso lui mi dice la tua attività è già all'interno di Google e quindi trovi la scheda e vuoi diventare proprietario, oppure non c'è attività e vuoi aggiungerla. Nel nostro caso non c'è perché appunto è un brand nuovo, diciamo, quindi vado a cliccare su aggiungi la tua attività. Ok, e qui vado a mettere appunto il nome. Nel nostro caso mettiamo Local Lab. Nel nome alcuni consigliano di inserire delle parole chiave, che ne so, se ho una pizzeria potrei appunto metterci pizzeria o estetista o quello che è. Da quel che ho visto ha un peso relativo, ha un valore, diciamo, nelle ricerche relativo, quindi insomma può essere eventualmente una scelta anche questa. Vado avanti. Ecco qua la categoria è molto molto importante, quindi andate a controllare anche voi la categoria in cui è inserita la vostra attività. Adesso mi chiede di scegliere una categoria, poi posso anche andare a inserire delle altre sottocategorie, però la categoria è molto importante. Allora, nel nostro caso possiamo mettere consulenza. Qua vedete che me ne dà una marea di scelte, poi chiaramente posso anche andare a modificarla, mettere agenzia di marketing, intanto mettiamo così. Poi mi chiede, vuoi aggiungere una sede che i clienti possono visitare, ad esempio un negozio o un ufficio? Questa sede verrà mostrata su Google Maps e ricerca Google quando i clienti cercano attività. Perché mi fa questa domanda? Perché io potrei essere o un'attività con una sede fisica, oppure potrei essere, quindi dove i clienti possono venire, per esempio, in visita, oppure potrei essere un'attività che magari lavora principalmente online, quindi potrebbe essere un e-commerce o una società che fa formazione online o cose di questo tipo. Quindi in questo caso potrei non voler inserire una sede. Nel nostro caso la inseriamo. Allora. Ok. Qui lui fa una ricerca in tempo reale di attività che sono in questo indirizzo, perché non si fida chiaramente, quindi dice sei sicuro che di aver fatto le ricerche giuste, quindi mi dice che lui ha trovato queste aziende in questo indirizzo. Io dico che non siamo nessuna di queste aziende, perché chiaramente nello stesso indirizzo potrebbe esserci la sede di più aziende, no? Nel caso per esempio di complessi, di centri, hub, cose di questo tipo.
Offri i tuoi servizi anche al di fuori di questa sede, ad esempio se effettui consegno o fornisci i servizi a domicilio, puoi specificare le aree che copri. Ecco, quindi lui mi sta chiedendo, in questo caso, dato che appunto tantissime attività, per esempio nella ristorazione o anche negozi di vendita al dettaglio, dalla pandemia, insomma, hanno iniziato a offrire servizi di consegna a domicilio, eccetera, eccetera. In questo caso lui mi sta chiedendo qual è, se voglio indicare un'area di competenza, okay, dei miei servizi. Tutto questo a lui serve perché cerca di ottenere più informazioni possibili da parte delle attività, in modo da dare risposte più precise possibili a chi cercherà poi i miei servizi. Nel nostro caso noi lavoriamo su tutta Italia, quindi non vado a inserire, diciamo, una competenza specifica. Allora, qua inseriamo il numero. Aspetta che neanche mi ricordo qual è il fisso. Tanto scrivo il sito. Ok. Qui appunto mi chiede se voglio inserire un sito, oppure non ho un sito web, oppure mi dice anche eventualmente di creare un sito gratuito, perché appunto Google My Business dà anche questa possibilità di creare un mini sito, un sito che è una monopagina, se non ricordo male, dove ci sono le informazioni principali. È un servizio appunto gratuito, non mi sembra che ti faccia pagare solo il dominio il costo del dominio, quindi il www, nome del sito, eccetera, che costa sui 10 o 12 euro all'anno, insomma. Ok? Qui comunque se avete un sito vi consiglio assolutamente di inserirlo. Ok, adesso appunto ho inserito, diciamo, i dati principali e mi dice che la scheda è generata. Ok, adesso mi chiede di aggiungere dei servizi, quindi significa specificare appunto i servizi che offre l'attività all'azienda. Adesso non so, possiamo mettere ad esempio nel nostro caso consulenza, o cose di questo tipo. Adesso vado abbastanza veloce, poi andrò ad aggiornarla. Qui, questo è una parte molto, molto, molto importante, gli orari. Non smetterò mai di rompervi le scatole su questa roba, perché gli orari sembra che sia una stupidaggine, ma son fondamentali perché tantissime persone cercano il nome della vostra attività su Google per vedere se siete aperti, in quali momenti siete aperti. Quindi andare ad aggiornarli, soprattutto in questa fase di lockdown vari, di colori da DPCM, è fondamentale mantenerli aggiornati. Perché non c'è cosa più fastidiosa che magari cercare il nome dell'attività, vedere che è aperta fino a tale ora, io mi presento davanti all'attività e vedo che è chiusa, quando invece su Google è indicato che è aperta. Okay? Quindi tenete sempre aggiornati questi orari. Allora, noi mettiamo sempre aperto, 24 ore. Vedete che qua potete appunto specificare l'orario di apertura e di chiusura. Potete anche inserire di essere sempre aperti, se avete per esempio un e-commerce o qualcosa di questo tipo. Ok, qui mi chiede di aggiungere la descrizione dell'attività. Anche questo è un campo che posso andare a modificare in futuro. Adesso ne metto una. C'è. Il tuo punto di
riferimento per digitalizzare la tua attività locale. Ok. Qua non mi fa inserire gli URL, quindi perché vedete che ho inserito il sito, qua non mi fa inserire direttamente il nome di un sito, quindi basta toglierlo. Altra cosa importantissima sono le foto, nel caso appunto di attività magari come le vostre, dove vendete anche prodotti, quindi inserite foto dei prodotti o anche dell'esterno dell'attività o degli interni oppure del menu se siete un ristorante o cose di questo tipo. Adesso io vado avanti perché lo farò dopo. Vedete che è una cosa molto molto semplice, no? È un percorso guidato. Ecco, questa è il pannello per la gestione del Google My Business, della scheda che ho appena trovato, creato. Come vedete qui, in questo caso lui mi dice che la mia scheda è in sospeso, perché chiaramente Google adesso deve verificare che io sia effettivamente il proprietario di questa attività. Cosa succede adesso, come sarà successo anche a voi? Arriverà una scheda cartacea all'indirizzo che ho indicato, dove all'interno ci sarà un codice, ok, che io dovrò inserire per confermare che io sono appunto il gestore, il proprietario di questa scheda Google. Se qualcuno di voi avesse dato, diciamo, avesse richiesto l'attivazione tramite qualche agenzia, azienda che gestisce queste cose, fate attenzione che andate a controllare di essere i proprietari della scheda Google My Business, ok? Perché queste agenzie cosa che fanno spesso? Fanno arrivare la scheda nella propria attività, nell'indirizzo della propria agenzia, diventando proprietari a tutti gli effetti della vostra scheda My Business, e questo non va assolutamente bene. Se voi andate su utenti, vedete che io sono indicato come proprietario principale e posso aggiungere eventualmente degli utenti, no? È semplicissimo, quindi basta inserire un'email, scegliere il ruolo e inviare l'invito. Voi potreste apparire come gestori, ad esempio, ok? E questa cosa non va assolutamente bene. Voi dovete richiedere all'agenzia, al programmatore, a chi vi ha attivato la scheda, di diventare amministratori e proprietari, anzi proprietari, dovete diventare proprietari e poi rimuovete loro come proprietari principali, dove devono essere solo dei gestori, ok? Quindi possono avere accesso alla vostra scheda, ma possono fare delle modifiche se serve, possono migliorarla e aggiornarla, ma dovete essere voi i proprietari della scheda, perché è come se voi foste in affitto all'interno di un immobile di cui siete proprietari, ok? Questa cosa è molto molto importante, perché se dovessero esserci dei problemi con l'agenzia, rischiate che vi tengano per i cosiddetti, ok? Stessa cosa anche questo stesso discorso vale anche per il dominio se avete un sito. Andate a verificare se il vostro dominio, quindi www.nomedelnegozio.it, è intestato a voi e non all'agenzia o al programmatore che vi ha creato il sito, ok? È un'altra cosa molto molto importante. Questo appunto è il profilo, diciamo, il pannello di gestione. Da qui potete appunto creare dei post. Vedete che potete inserire delle offerte, aggiornamenti per il Covid, aggiungere degli eventi, aggiungere dei prodotti. Questa è una cosa che vi consiglio assolutamente di fare. Potete andare nella scheda informazioni ad aggiornare i dati che avete già inserito, quindi gli orari, l'indirizzo, sito, prodotti, eccetera, eccetera. Qui un'altra cosa molto importante, Google mi permette di avere delle statistiche precise sotto mano, quindi qui andate a vederle perché ci sono numeri veramente interessanti. Vedete
quali sono le parole chiave per cui le persone cercano il vostro negozio, la vostra attività, da dove vi cercano, quali azioni hanno fatto, quindi se hanno cliccato sul bottone per chiamarvi, per raggiungervi, per scrivervi, eccetera, eccetera. Recensioni, quindi qui troverete le varie recensioni, andate sempre a rispondere, anche se sono negative. E a proposito vi invito a scaricare la guida, e la trovate qui, io ho scritto una guida a questo link recensioniok.it/guida, trovate la guida che ho scritto con una trentina di esempi, ok, per rispondere correttamente alle recensioni. Ce ne sono sia di negative, sia di positive, sia di un po' positive, un po' negative, per diversi settori, quindi vi consiglio di scaricarvela, è gratuita, vi arriva via mail. Ok, poi questa è una cosa molto importante, la possibilità di ricevere messaggi. Adesso probabilmente non me la dà perché l'attività, vedete che mi dice non è disponibile, probabilmente perché deve ancora essere confermata l'attività e i messaggi vanno attivati dall'app, quindi scaricatevi anche l'app nel telefono. Qui nelle foto appunto vi consiglio di inserire una marea di foto, perché è probabile che anche i vostri clienti vadano a inserire delle foto dell'attività, magari se avete un ristorante, fanno le foto dei piatti, questo tipo, però è sempre bene dare in pasto a Google una marea di foto gestite da voi, quindi fatte magari decentemente, non fatte sfocate o sgranate, o fatele fatte bene anche col vostro telefono, e andate a inserirle, insomma, per le varie tipologie. Vedete che anche in base al tipo di attività qua vi compariranno altre categorie di foto da inserire. Prodotti, potete andare a inserire anche i vostri prodotti, quindi potete fare visualizzare per chi cerca il nome della vostra attività anche i prodotti che proponete. Questa è un'altra cosa molto molto importante da fare. Se eventualmente vi interessa questa cosa, l'approfondiamo, scrivi nei commenti se ti interessa che vediamo questa cosa qua. Qui appunto posso andare a specificare altri tipi di servizi che faccio, che propongo. Sito web, questo appunto è la possibilità che vi dicevo prima di creare un sito. Se voi non avete un sito potete crearvelo direttamente con questo strumento di Google che ve lo crea praticamente in automatico, prendendo i dati dalla vostra scheda My Business. Ok, piuttosto che non averlo, è meglio avere una cosa di questo tipo. È semplicissimo, è veramente minimal, però almeno ha tutte le informazioni che servono ai vostri clienti. Quindi, piuttosto che non avere il sito, spendete questi 12 euro all'anno, sono veramente pochi, e attivatevi questa roba. E qui appunto posso eventualmente sulla sezione utenti posso andare a inserire altre persone che possono avere accesso alla mia dashboard. Ok, questo è tutto, spero che vi sia utile. Se avete domande, dubbi e avete bisogno di maggiori informazioni su Google My Business, scrivi nei commenti e vediamo di darvi qualche chiarimento. Ok? Buon pranzo, ciao ragazzi!